Cosa vai a raccogliere? Adesso poco, non mi interessava. Questo qua è troppo nipalis. Possiamo parlare anche. Poi c'è poi c'è il crocus tanto. Vorrei che sono miliardi di crocus, vorrei che parun. Ormai c'è già Floris. Questo è un tardivo. Bravo, questo è proprio un tardivo. Sì. Sì, bravo. Bello però, Ma si può mangiare questo? No, questi no. Vabbè. Da prendere e piantare a casa? Non prende? Sì, ma c'è ben perduto dopo. Ah, addirittura? Sì, è una pianta molto invadente. Bene. Ma si può dire che mangiamo un po' di... Arbis? Sì. Non può più inserire troppo sempre, se no non c'è. Veramente qua. Mi dispiace proprio perché ormai nessuno pulisce, vedi? No, c'è gente che viene a pulire. Sì, ma sta roba qua è caduta l'altro anno, Vedi che hanno fatto il passaggio? Ma sai cos'è? Che per me sono i cacciatori anche, vengono qua, tagliano per passare loro, no? Dico, ogni tanto, tanti ce l'hanno con i cacciatori, però guarda che fanno del bene anche i cacciatori, perché comunque tengono pulito un po', almeno le stradine. Poi sì. Potrei venire anch'io qua a raccogliere questa legna. Non la raccolgo, non è meglio per lei. Ma l'altro anno avevi in cara il passato, no? Sì, perché mi ha raccolto la roba là, anche i funghi là. L'anno scorso eri qua, sì? I funghi abbiamo raccolti là. Sì. Io sto anche dentro qua. Sarebbe da andare. Una volta ho trovato. Almeno fino laggiù a L'altro ho trovato una volta sola, però una mezza borsa. Una mezza borsa l'ho fatta. Dopo niente. Uno là. Ma cosa vuoi qua? Sai cos'è? Che c'è tanta concorrenza. Sì, ma dopo anche le Io sì, neanche no. avanti con gli anni. Ma non pensavo. Allora quando più se ne va, più vanno avanti è meglio rimanere. Ah sì? Sì. Anche? Sì, perché mangiano la cellulosa. I funghi, quando hai mangiato la cellulosa è finito, non hanno più da mangiare, basta, cambiano pianta, cambiano zona. Ma vuoi lasciare qua un attimo, andiamo a vederla giù se c'è qualche funghetto? Subito. Ma dai, sono fino là, dai. Tu dici di no? Cioè, significante questo, ma non più parelli. No, più parelli No. Forse è più facile trovare chiodini adesso. No. No. Adesso si può trovare qualche, ma non è qua la zona. Il Tricoloma Giorgi, il fungo di San Giorgio. Il fungo di San Giorgio. Uno dei primi, un ottimo commestibile. Però lo trovi addirittura quando va in parte la neve. Su noi a Rifugio Greco lì, Sì? vedi, è un bel cespo e raramente li vedi bene perché sono molto interrati. Allora sono sviluppati forte, se no non passi inosservati e rimangono lì. Solo chi conosce i posti di sempre, quello si ritrova. Se no Ma dici che questi alberi qua siano caduti per me? Non dici fulmini, robe del genere? Hai visto l'altro anno che ha fatto Sì. quelle 2 giornate di quel vento Disastro, micidiale? sì. Quella volta là. Sì, è un delitto perché è roba da bruciare, no? Ma non si entra da fare, non si raccoglie, non si può. No, ma si può, basta chiedere, Vai in comune, chiedi. Nella proprietà ancora, ma se qua è demanio non fai niente. Qua sarà sicuramente demanio, sì. Se demanio non fai niente. Vedi, non c'è niente da fare. Nei fiumi, vai dove vuoi, non c'è niente da fare. Hai ragione tu, sai. No, funghi. Ma no, neanche l'ombra. Cucù. Anche perché la temperatura Non è ancora. è di media sotto i 6 gradi di media. La media, lasciamo stare adesso che batte il sole. Si può oggi? Sì, ma se no siamo alla media 6 gradi. Sotto gli 8 gradi i funghi non generano. Dunque siamo proprio... ha bisogno ancora di un po'. Prima
Parelli, Gianmarco. Gianmarco. Sì. No, proprio che non è sporadico che trovi un fungo, che io sai anche io. Fungo arancio, mangia solo il cappello. Perché il gambo è sempre legnoso, anche se il fungo è piccolo il gambo è nero e legnoso. Il funghetto è così e sono ottimi. E d'inverno non ha nessun altro, no fungo, non c'è nessun altro, solo lei. Allora trovandola, i legni vecchi, le primule sono quelle le prime proprio, non è per niente che si chiamano primule, sono le prime. Primule prime? Sì. Dai, faccio vedere un due piante, dai. Non mi pare che l'Agliosino l'hanno passato in però non Sì, non ma so ma tutto. fai un po' tutto, dai. Sì, dai. Teniamo la mente allenata. Sì, dai, bene. Insomma, almeno chi segue un po', no? Sì, Cominci sì, subito sì, col sì. più bello, insomma. Sì. E quello non commestibile. Come dicevamo, salve. Sì, vai, dai, Salve, tranquilla, ma salve, continua. salve. Tu sto registrando da un po', Sì, dai. crocus. Questo è uno di crocus. Noi, almeno fascia mediterranea, che si intende tutta l'Europa, i crocus spontanei sono esclusivamente in fine inverno, insomma inizio primavera. Poi la pianta va a dormire, dormiente, e si rivede l'anno dopo. Dunque quei fiori che vengono raccolti in altri momenti similari non sono crocus ma altre piante, come è successo l'altro anno a quelle due persone, mi sembra vicino a Como, che sono morte, marito e moglie, perché hanno raccolto i colchici e sono, si può dire, il fiore uguale al crocus, solamente un color lilla, e la pianta è questa. Questa pianta qua adesso è appena uscita, poi farà dei frutti che adesso non si vedono. Da questi frutti si estrae la colchicina, una sostanza che viene usata per esempio nelle malattie cardiovascolari, però nulla toglie che la pianta è mortale. Basta 2 mg di principio attiva per portare a morte. E dicevo che questi è Ma che sapore ha? Non l'avrei mai assaggiata, visto che è no, mortale. cioè È amara, è dolce. No, questo te lo dirò che non ho mai assaggiato, perché ho assaggiato, si può dire di tutto, no? Questo non te lo dirò, perché in futuro o posso anche Cosa vuol assaggiare uno. dire? Cosa vuol dire? Sì, perché l'importante, come nei funghi, l'importante è sputare, non è ok, che fa ok. male, no? A meno che non una pianta urticante che magari ti brucia un po' la lingua, ecco, ma devi ingerire perché No, ti anche ti perché il combini fatto che qualcosa. magari una pianta è amara, no? Sì, E quindi chiaro, la chiaro, sputi subito, chiaro, però chiaro. magari è dolce, è buona, e non ti chiaro. accorgi, Sì, sì. la mangi lo stesso, no? Sì, difatti succede questo, no? Che poi dopo chi va a raccogliere l'agliorsino, no? Perché come sul discorso fiore, questo fa fiore in autunno perché la pianta spunta adesso, poi va a morire, tra virgolette, a riposare e ha bisogno di un'impollinazione. In autunno lei manda fuori i fiorellini che vengono impollinati dai moscerini che apportano queste impollinazioni al bulbo per poi ricreare, uscire l'anno dopo. Invece nel caso del colchico raccolto in questi momenti primaverili, che ogni anno, anche lì, adesso non tanto da noi perché ormai in Italia non succede poco, forse perché siamo un po' delicatini, ma all'estero, nelle zone ungheresi o Aspetta un anche... attimo che noi qua a Cereglo siamo sempre fortunati, sai, sempre Sì. passaggio di elicotteri, aerei che non so cosa combinano. Un elicottero? Sì, difatti anche l'altro anno. Sì, sempre. Qua probabilmente c'è la loro strada Può darsi che sia un per canale andare a Gorizia. Allora dicevamo, l'aglio orsino,
Allora, l'aglio orsino ha questo ottimo profumo di aglio, no? Sì, si sente Ma l'aglio tantissimo. orsino, intanto l'aglio orsino notiamo che ha un bulbillo, Sì. no? Oblungo, bianco, bianco crema, così. Dunque qua ci dà la sicurezza che lui che Il ha, profumo proprio, eh. Ma che ha si può due... mangiare crudo l'aglio orsino? Sì, sì, si mangia tutto l'aglio orsino. No, ma crudo proprio? Sì, si può mangiare crudo. Ecco, l'aglio orsino ha 2 foglie Ah, e più qua il bocciolo, che parlavi prima di boccioli. ah sì, il fiore? Ecco, in Che è futuro bianco. farà questo fiorellino bianco. Boh, ma quando lo fa il fiore? Fra 20 giorni. Ah, proprio... Sì, 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 sì. Poi nello stesso momento cresce anche il colchico. Allora, se Ti ricordiamo, il fiore guardando dell'aglio orsino, che colore è il fiore? è bianco, È è bianco. un pallone con tanti fiorellini bianchi. Ok. Questo invece è autunnale, è il fiore come un crocus, per capire il fiore. Dunque la differenza c'è, no? Uno è bianco, Sì. l'altro è nero. Sì. La fregatura diventa quando noi lo estirpiamo dal terreno, che questo è il radice. bulbo vecchio, se ne va via e rimane sotto la parte bianca. Ok. Dunque ecco che se uno non ha brogli. conoscenza rimane fregato. Sì. Allora, conoscendo, Sì, sì, basta una di queste in mezzo a sì, un po' di aglio orsino. non perché ti guardando accorgi. le singole va tutto bene, no? Ma se tu quando vai a raccogliere Sì, sì. e sono assieme, Sì. vorrei sfidare chiunque a Sì. capire Dov'è? dov'è, no? Infatti. Poi assieme noi ci troviamo anche più tardivamente la Convallaria maialis, il mughetto, che anche quello è abbastanza tosto, e non proprio da noi, ma basta alzarci pochi metri, non so, Dolegna, che siamo bassissimi, no? Già lì trovi il veratro. Il veratro inizialmente come spunta ha le foglie uguali, poi le allarga, eccetera, eccetera, ma anche quello è mortale. Dunque sono 3 piante mortali che si possono confondere con l'aglio orsino. Fantastico. E Fantastico, questo- non tanto fantastico. Sì, e questo non toglie che se ne dica. Poi naturalmente, L'erba cipollina. parlando proprio dell'aglio orsino, ecco qua, l'aglium vineale, no? Abbiamo circa 6-7 piante, tutti allium, perché agli e cipolle sono della stessa famiglia, sono tutti commestibili e hanno questo aroma intenso di aglio, ma gli unici 2 che sono a foglia larga è l'aglio orsino che abbiamo visto un attimo fa, e poi c'è un secondo aglio che cresce in montagna in maggio, da maggio in poi, che è l'Aglium victorialis, sempre a foglia larga. E questa qua basta tagliarlo, ma si mette nell'orto un ciuffetto, lo tagli e lui regolarmente si rinnova. Dunque tutto l'anno ti mangi l'erba cipollina, anche se andando per i campi, come dicevo, ne abbiamo diverse varietà e le tagliamo anche se non è proprio erba cipollina, ma comunque vada, sono Ma senti commestibili. una cosa, ma questa qua se noi la mettiamo in un vaso, Sì, lei continua sempre. lei continua a crescere anche sul Un vaso? vaso ha non serve problemi. gigante, basta ogni po' di terra perché non ha grandi esigenze la pianta, no? Ok. Non è che fa radici immense, non troppo stretta, un vaso discreto, la tieni lì su un balcone, la bagni ogni tot giorni, no? Che non vada a sofferenza, e lei la tagli sempre, lei è sempre ottima. È per riconoscerla si può guardare la foglia, che è tonda, non ha problematiche, mentre altri agli, anche se tondi, come dicevo, non a foglia larga, hanno delle carinature. Qua si nota forse una piccola carinatura centrale, ma è sviluppata pochissimo. Negli altri agli proprio c'è questa carinatura forte, dunque non è un tondo, ma è come la luna un quarto, no? Questo ok. tondo col buco, per capire, no? In questo caso no, qua il tondo c'è sempre. Poi chi va anche a bulbi, ci possiamo intoppare benissimo. Sembra aglio questo. Sì, dà una sensazione, no? Sì. Questo Anche un è, cipollotto però. sì, questo è l'ornitogalo, Ornitogalum pyrenaicum, e come si nota dal colore giallo vuol dire che la pianta era interrata fino qua, dunque è molto sottoterra. Sì. Il bulbo è un bianco sporco, un colore bianco. Boh, abbiamo visto anche tutte Così, le difficoltà che hai fatto così, per estrarla. sì, è una pianta che in certe zone d'Italia, specialmente nelle zone laziali, viene fatta una ricerca frenetica, viene mangiata in maniera fortissima, però tutti i testi di botanica la danno per tossica. In effetti adesso non saprei se più il bulbo o più questo pennacchio, perché fa un pennacchio che sembra un asparago, dunque una delle piante che viene erroneamente chiamata asparago selvatico.
no? Perché sono tante che si somigliano un pochino, ma l'asparago è uno solo, se proprio vogliamo, no? La famiglia, gli asparagi. E anch'io questo qua una volta lo usavo, lo propinavo nelle mie varie conferenze, facevo anche la marmellata non dolce, no? Non questa con i bulbilli così da mangiare salata. E un amico per 2 volte è andato all'ospedale addirittura con shock anafilattico e da quella volta non la faccio più, anche come ripeto viene mangiato regolarmente. Poi abbiamo anche un'altra pianta che fa sempre questo bulbo rizoma rossiccio che si ingrosserà naturalmente, pianta molto tossica. Questa pianta qua viene mangiata non so in che maniera in certe zone della Turchia, sempre però a pianta dormiente, cioè tutte le bulbifere. Perché metti è la sveglia dell'orologio questa? È tua. Le due, segna le due. Ti segna le due? Ah, ok, tranquillo, vai, tranquillo. E poi non era partito adesso? Sì, vai. Che non so come si fa a regolare, segna sempre di dosso. No? Non sto lì. No. Ecco, allora dicevo, l'arum. Poi per un giochetto della sorte, no? Perché quando il Linneo, Carl Nilsson Linneo ha dato questi nomi, che sono tutti suoi, no? Della botanica, botanico svedese, ha dato i nomi, naturalmente il nome rimane per sempre, potranno cambiare altre cose, le ricerca moderna, ma il nome sarà sempre quello. E fatalità della sorte ci troviamo con 2 varietà noi di arum, uno chiamato arum maculatum perché ha delle macule bianche, no? E uno è chiamato arum italicum. Io già parlando ho già fatto un errore perché il maculatum, anche, che dovrebbe avere le macule, in realtà è l'altro, cioè questo che non ha macule sarebbe l'arum maculatum, quello che ha le macule è l'arum italicum. Dunque tutte le geofite, dicevo, che sono piante a bulbo o tubero, spuntano fine inverno, inizio primavera, poi gli alberi creano il fogliame, non passano i raggi del sole, non c'è fotosintesi, la pianta va a morire, cioè la pianta diventa dormiente, si riprepara il bulbo per il prossimo anno. In quel momento lì, in queste zone della Turchia, vanno a mangiare questo bulbo, che da noi, io l'ho solo assaggiato, è urticante, e se vogliamo parlare di peperoncini, che si fa la gara ai peperoncini, io vorrei se uno che provi a mangiarsi in un pezzetto, tanto non gli dà problemi, non gli fa niente, quello avrà seri problemi. Questo è il massimo della potenza, altro che il peperoncino. Addirittura? È una pianta che noi non possiamo mangiare. Non possiamo mangiare, cioè si può mangiare. Ma in Turchia, non noi, dunque non si sa come fanno, come sempre. Questo invece, poi non bisogna dimenticare, naturalmente in Friuli Venezia Giulia abbiamo una legge regionale dove spiega con chiarezza che non è che si può mangiare, raccogliere tutto, no? Sono i nominativi messi per quelle che si possono raccogliere 1 chilo, quelle a 3 kg, quelle protette, quelle che possono raccogliere solo le persone a titolo, le persone che hanno diritto per studio, dunque ci sono molte cose da vedere. Non so, il silene, detto scloppitte, quanto possiamo raccogliere? 3 kg a persona. Ma gli urticions? Urticion adesso non vorrei sbagliare, mi sembra 1 chilo. Boh, comunque sia 3 kg per il silene sia 1 chilo per l'urticions è tanta roba. Sì, si fa una bella mangiata, ecco, di sicuro si fa una bella mangiata, no? Sì, io ti parlo delle piante più comuni che magari uno riconosce. Chiaro. Poi dopo noi abbiamo anche, naturalmente come dappertutto adesso con la venuta di questi confini aperti, dunque anche le merci vanno su e giù, avremo sempre più piante aliene, piante alloctone che si dovrebbero eliminare. Piemonte e Lombardia sono già molto avanti, anche in Trentino. Sembra che nel Veneto sono a buon punto, in Friuli speriamo bene. Dovrebbero proprio addirittura obbligare le persone a estirpare queste piante. Una di queste è questa pianta qua. Questa è l'Oenotera della varietà Biennis. Ma scusa, che origine ha questa? È una pianta America. È una pianta che se vediamo anche con una bella radice, no? Dunque sì. Una pianta che è commestibile, una pianta commestibile. Madura. E dunque in questo caso di pianta alloctona possiamo raccoglierne a carriolate perché non c'è vincolo, no? La pianta è commestibile, anche se... Sì, ma scusa, come la fai questa? La fai bollire? Sì, bollire, no? Anche se ha un particolare un pochettino odioso perché chi ha un po' di memoria così si mangia, quando mangia le lumache, no? Che sente questa bava, questa pianta ha sempre una bava con sé, dunque per buona che sia sempre sta roba in bocca, no?
io l'ho propinata agli amici del gruppo micologico, che sono sempre io che gli porto le cose. Come potrebbe essere anche il chiodino, no? Sì, Che è abbastanza... sì, loro se la sono sempre mangiata, non la ripropongo più perché sinceramente devo dire che è una vera porcheria. No? No, infatti, insomma... Ecco qua. Poi qua abbiamo la Sanguisorba minor, chiamata in italiano pimpinella. È una pianta, come vedete, adesso siamo ancora in inverno e dunque se i posti sono un po' riparati la si trova anche tutto l'inverno. Si mangiano le giovani foglioline, basta tirare via il ciuffetto e le foglioline vengono messe nell'insaltina. Ha un ottimo profumo di cetriolo, dunque un buon profumo di cetriolo, e l'insalata mista farebbe la sua bella apparizione, no? Anche se purtroppo il popolo oggi va a comprare, va nei supermercati e compra i cetrioli. Che non è stagione. Che non si sa Visto dove che adesso vengono. noi siamo in marzo Sì, e non è stagione. questa l'abbiamo dappertutto. Gratis. Basta raccoglierla appunto, raccoglierla con un po' di buon senso, no? Insomma. Non distruggere. E ce n'è per tutta la primavera avanzata. Anche perché una volta raccolta penso che non duri tanto, no? Bella fresca, chiaro, come tante altre piante, no? Quindi è meglio raccogliere quello che Chiaro, ci chiaro. serve. Anche perché dopo non si possono neanche congelare queste piante qua, no? Sì, non sempre. Qua invece abbiamo una carota Una carota. selvatica, Daucus carota, e raramente ha una bella radice perché crescendo in zone ruderali trova spesso sassi nel terreno, no? Dunque non è nell'orto che la terra è bella drenata, l'hai passata col crivello, dunque la terra è bella soffice e il fittone va giù dritto. Abbiamo anche l'asino dietro di te. Sì. Senti? Sì. Allora in questo caso la radice è un po' ramificata, dunque la radice della carota selvatica non la raccogliamo. Possiamo raccogliere però le foglioline perché sono ottime nella zuppa. In questo caso bisogna stare un pochettino attenti perché c'è sempre nella varietà della carota selvatica c'è un'altra carota che è sì commestibile ma molto amara. Dunque si dovrebbe rompere un pezzettino, metterlo in bocca Senti, e assaggiare. Ecco, questa è dolce. questa è quella giusta, No? insomma. Si mangia, no? E noi possiamo trovare sia il prezzemolo che la carota allo stato selvatico, ma possiamo trovare nelle varie radichiele che non abbiamo nessuna problematica, possiamo trovare allo stato spontaneo anche la cicuta minore, che si chiama Aetusa cinapium, che è identica al prezzemolo. E dunque anch'io, che sono non un esperto io di erbe, sono poco perché ho fatto lo chef una vita, dunque sono i botanici che sanno, no? Io so un pochino, dai, parlo fin dove arrivo, no? Dicevo che anch'io, se vedo questa cicuta, non la riconosco, ma penso nemmeno al botanico perché deve annusarla, perché la pianta è identica al prezzemolo, cioè impossibile dire che non è prezzemolo. Basta girarla ed annusare. Questa è la carota, un buon profumo di carota. Se il prezzemolo ha un buon profumo di prezzemolo, se invece la cicuta, che non somiglia alla carota, ho già detto, somiglia al prezzemolo, la giriamo e annusiamo, o sentiamo un odore leggerissimo di aglio, oppure nulla. In questo caso è la cicuta minore, che è il caso di non mangiarla. Evitiamo. Cioè tu qui in 10 minuti hai raccolto tante erbe, no? Vedi? Sì. No? È una cosa che magari una persona, no, non riesce a riconoscere, no? Perché Sì, di solito. ci sono dei corsi per riconoscere. Diciamo che bisogna intanto aggregarsi a qualche gruppo, sì, io dico micologico perché adesso c'è già qualche gruppo micologico che non fa solo micologia. Noi a Udine siamo circa, provincia di Udine, siamo mi sembra 18 gruppi, di cui dove ci sono dentro io, il nostro si chiama proprio micologia e botanica udinese, dunque la parola stessa già lo dice, no? Poi sono gli amici delle sorgive di Castion di Zoppola, che anche loro trattano le erbe, il gruppo di Codroipo comincia a innamorarsi, insomma piano piano diciamo che ho anche il gruppo di Ronchi Legionari e non da meno il gruppo di Palmanova, che quelli vanno nei bastioni, no? Dunque c'è tanta roba da vedere e piano piano cominciano a innamorarsi anche loro, perché una volta come tutte le cose, no? Non ti accettavano proprio nel gruppo, no? Perché nella federazione, no? Voi parlate di erba, cioè come dire no, siete secondi, no?
non è la realtà questa. Cioè, no? primo La luogo realtà passava al fungo, insomma. la realtà è la conoscenza, qualunque essa sia, è la cultura, no? Che vai avanti, no? Boh, probabilmente anche ci sì. sono più ricercatori di funghi che di erbe, Sì, insomma. sì. Questa invece è una romice. Questa è una rumex, in questo caso è la rumex acetosa, è una pianta molto, molto buona, ha una radice giallina che poi diventa rossa, le foglioline sono ottime nelle insalatine miste anche da sole e hanno un ottimo gusto di aceto. Ecco perché è chiamata acetosa. In effetti, dove si mangia solo questa insalata non serve a mettere l'aceto, Ecco. perché questo gusto acetato ed è buona, proprio buona. Tutte le romici, che ne abbiamo diverse varietà, sono tutte commestibili, sempre da giovani. Questa in maniera speciale sempre, proprio sempre bella morbida. Le altre invece, se non sono piccolissime, le lasciamo stare. E una poi qua in Friuli, che noi le chiamiamo vien gigante, la chiamiamo lenghe vivace, no? Però si può mangiare anche quella, quando è appena spuntata. La gente non lo sa, la pianta anche ringrazia, no? Perché le piante ogni tanto non si sente, ma ringraziano, Sì. tremano, no? Passa uno e non le conosce, è contentissime, no? Sì, no? Si asciuga la fronte. Sì. Ma senti, così, quindi basta poco per farsi un'insalata qua, Ah, perché Dio, tu adesso ah, mi Dio, parli, Dio. mi Sì, tiri fuori sì. la valerianella. Difatti, molte persone quando si va a camminare mi dicono, addirittura un carissimo amico di Roma mi dice: ah, con te non si muore mai di fame. No, ma infatti perché valerianella, poi Sì, abbiamo la carota volendo, sì, abbiamo sì. il No, di citriolo, tutto, sì, a parte abbiamo anche il condimento, manca solo il sale, però sicuramente sarà qualche pianta che ci aiuta a dare un po' di sapore. Sì. Qua abbiamo dunque la valerianella. Una volta si credeva che c'erano due varietà, la valerianella locusta e la valerianella quella che si semina. In realtà Ma questa valerianella qua è tutta una pianta. È tutto l'anno? No, diciamo che cioè tutto l'anno, perché poi fa i fiori eccetera eccetera, ma da mangiare la mangi adesso, no? Ok. Perché poi lei fa la fioritura, va avanti, d'inverno non muore o rimane lì. Qua si fa un errore da tanti anni nei supermercati, nelle botteghe di verdure, che nella cassetta della valerianella di solito c'è un grande cartello, no? Perché il cartello deve essere grande per il nome della pianta, no? Perché per attirare la gente, e scrivono valeriana. È un errore non da poco, perché la valeriana è una pianta che si usa solo su prescrizione medica, però purtroppo tutti scrivono valeriana, anche nelle buste che si vanno a comprare. Vero. Da seminare. Sono rare quelle case che producono, Che scrivono? qualcuna scrive valeriana, tutti scrivono valerianella. È un gran peccato. Questa qua viene chiamato in triestino, lo chiamano, no, triestino sì, perché c'è la predominanza slava, lo chiamano mataviz. Ed è molto buono, è una delle piante che non ha problemi del freddo. Può venire ben sotto gelo, la pianta diventerà dura come il marmo, ma lei, come spunta il sole, va via il ghiaccio, lei è buona, non si brucia. Ah, ok. Col Senti, freddo. ma in friulano come si chiama? Ardielut, in friulano Ardielut. Sì. Ardielut. E questa è un'altra pianta che diciamo noi non consigliamo sempre di non mangiare. Allora chi ha una buona conoscenza può permettersi di dire ok, la mangio allo stato giovane, proprio adesso, giovanissimo, come in questo caso, perché appena comincia a fare i bocciolini ecco, che poi saranno dei bellissimi fiori gialli, in questo caso la pianta non si può più mangiare. Questo è il Ranunculus ficaria o favagello. Tutti i ranuncoli, tutte le ranuncolacee sono tossiche, addirittura molte mortali, dunque non si mangiano. Solo questa viene tollerata da chi, che è molto buona tra l'altro, dunque chi ha passione è chiaro che lo fa per sfizio di mangiarci un poca, ecco, non è che va a raccogliere una cassetta per fare una cena con gli amici, no? In questo caso non ha senso, no? Raccoglie un pochettino alla cucina per dire ok, anche quest'anno ho mangiato 2 forchettate della piantina, no? Così proprio per un fatto gioioso di chi ama le piante, ecco, di chi va a raccoglierle. E adesso il tarassaco, adesso è il momento clou del tarassaco, Taraxacum officinalis. E per esempio si vedono questi adesso, proprio in questo momento, che fa questi bottoncini
questi fiori che sono ancora allo stato embrionale giovani, raccolti, staccati dalla pianta madre, si creano dei capperi che in Friuli dicono capperi friulani, vengono o acettificati oppure messi nel sale. La pianta adesso, cioè parli del tarassaco, le persone dicono è una pianta amara, non la mangio. Sì, è amara più avanti quando fai il lattice, ma adesso è buona, molto buona, anche in insalatina mista, ma anche da sola. E poi per esempio, non penso solo in Friuli, ma penso in tutta Italia, se non in Europa, in questo stadio qua piccolina così, pulita, bene lavata, tagliata a metà e condita con l'olio caldo, con la pancetta, magari un po' di aceto agrodolce, no? A caldo, è una prelibatezza la pianta, è una vera prelibatezza. Poi quando fai i fiori più avanti, i fiorellini gialli, con i fiori si fa uno pseudomiele, si prendono i petali, si stratificano in una coppa con zucchero e petali, si lascia al sole, quando è tutto sciolto si passa col colino e viene fuori questa cosa che una melassa, no? Che si mette sulle fette biscottate al mattino quando si fa la colazione. Naturalmente le foglie si possono mangiare in tutte le maniere, quando la pianta è un po' più grande o lesse o per ripieni, si può fare di tutto di più. E una cosa che ormai il benessere ci ha fatto dimenticare, ma negli anni dove non c'era l'abbondanza, no? Già mi sembra che ritorniamo forse un po' indietro, ma non so. Io spererei, così sarei contento, non morirei di fame. Vabbè, tu sicuramente no. Con le radici del tarassaco e con le radici del radicchio selvatico, dopo tostatura e macinatura, si faceva come si può dire, una specie di caffè. In effetti, ero bambino, mi ricordo che si parlava del caffè di cicoria. Deve essere ritornato in auge perché, se non erro, è il dottor Knapp queste confezioni, il caffè di cicoria. Perché di cicoria? Perché il radicchio selvatico si chiama, col nome scientifico, Cicorium intibus. Ecco da dove parte questo succedaneo del caffè, che si fa anche con le bacche del puncitopo. Sono diverse le piante da cui l'essere umano traeva, anche dalle radici traeva questo caffè, no? Sì, volgarmente caffè. Volgarmente caffè, sì, volgarmente sicuramente. caffè. Sì. Però insomma... Qua siamo a questa che è una delle piantaggini, ne abbiamo 3 varietà. Questa è la Plantago lanceolata. Diciamo che cotta non è il massimo la pianta, è commestibile, si mangiano le giovani foglioline tritate finissime come il prezzemolo e vanno messe a fine cottura di un risotto o anche di una zuppa, tanto per capirci. Ecco, mi ero dimenticato di dire che io ho fatto 47 anni in cucina, dunque qualche piccola infarinatura me la sono presa, no? L'hai detto, ecco, dai. no? Per dire, no? Diciamo che ti manca un po' lavoro. Sì, ecco, no? Ecco. Però quando camminiamo nel bosco, la piantina è più grande, non abbiamo niente a portata di mano, ci punge un'ape, perché le api, poverine, siamo noi forse che le disturbiamo, no? Sì, Basta raccogliere una foglia, strizzarla abbastanza che diventi molliccia, che molli il suo sughetto, si applica dove è stato beccata dalla vespa, basta tenere 30 secondi, in questo caso viene eliminato il veleno, cioè il veleno non va più avanti, okay. Rimane la puntura ma il veleno okay. viene... Io speravo già che magari valesse anche per le zanzare tigri, invece elimina solo il veleno. No, penso anche per zanzare, perché almeno dicono per qualunque tipo di puntura, adesso okay, con precisione quindi... non so dirti, perché le zanzare non mi pungono. Te. Non mi pungono, proprio tante volte vado con amici, loro sono foderati Sì. e io proprio non so. La badascule. Puest par polsa. Cosa vuol dire la badascule? La badascule è che è altra da checche, la checca è una, la badascule e la ghiandaia. No, le ghiandaie, le checche e le badascule sono 3 uccelli similari, vedi che tipo lì. Un uccello? Sì, ma il posticino qua, sai? Cioè veramente tanti anni che non passo di qua io. Ma ha fatto bene? Ha fatto bene a fare sta roba qua,
c'è una moto ridotta, si vede che noi loro, sa tu loro, erano proibiti, tagliano. Qualche dunque, c'è che tenevi in un netto, Non mi avvicino tanto perché non ho voglia di... Sì, sì. Tanti, eh? Ti manca solo quello? Fare il miele? odore agliato. Sono abbastanza infestanti questi qua. Ma non sono commestibili, o sì? Sì, sì. Ah sì? Sì, sì. Poi arrivo a casa li metto subito nell'acqua. Così si mantengono belle fresche? Sì, per venerdì almeno, no? Ah, ok. Da qua è una senape praticamente. Una senape? Sì, una specie di senape, però mi scappa il nome scientifico. Cioè con questa mangiarla cruda sa di senape? O va meglio cotta? No, va bene anche cruda. Venire su. Ma sai cos'è? Che sai talmente tante spezie conosci che anche se ti slitta una... No, ma dopo hai qualche pianta che, per esempio, la Petasites farfaro, per Visami Petasites, uomini venuto su, ma pensi a un amico, Pettarini, Addirittura. penso Sogiano, penso all'amico Pettarini Edi, la pianta Petasites farfaro, che se no pensi cacos a Visami, io ti dirò. Ma senti, adesso sì. Ma quanti nomi di piante sai? Quanti ne conosci? Non so, non conosco tanti, ne conoscerò 400, no? Boh, insomma, Sì, ma rispetto a molta gente, sì, me ma- compreso, che ne conosce 3. sì, beh, il botanico è quello che sa proprio. E qua veniva di rotto, ma era una zona eccezionale. Mi è stata affossata, era un barasciamento. E sono organizzati. Vedi che hanno messo il sale qua anche? La di rotto veniva sciolto proprio qua. Vedi qua. Per i caprioli. Guarda che hanno fatto le api, hanno fatto un nido qua. Mi sa quando sì. Sì. Mi sa che hanno fatto a mezz'ora. Già, guarda qua quante. Sì. Meglio forse anche Sì, no, basta non scappare. Basta non stare nella loro traiettoria, là che vanno a sciogli le aghe. Poi i fiori, tutto il resto poi Sì. quando vedi il binario, guarda un attimo, vedi per dove loro vanno, perché noi che vanno per tutto, vanno in una direzione. Dove ok. sanno che le amiche gli hanno detto andiamo là che là c'è l'acqua, sono i fiori, no? Tu ti metti da parte in parte e non ti faranno mai niente. E questo è buono cotto. Questo qua è il Dipsacus laciniatus, perché tutti e due, sia lui che il Dipsacus fullonum, hanno la caratteristica di fare dei cardi Sì. che quando fioriscono, cioè quando si secca il cardo, che è un bel cardo grosso con le spine, i cardi venivano, vedi che radice grossa, Veramente? no? Bella pianta, robusta. Diciamo che questo Sempre amara. non lo so, te lo dico subito, guarda. No, un buon gusto, un buon gusto. Il cardo del maiolo non lo si mangia così, non dice niente. Chi conosce la pianta, a parte che da noi è, allora in Friuli Venezia Giulia c'è la legge, no? Che ti parla delle piante, però le piante che non sono elencate Sì. non hanno Restrizioni. vincoli, no? Sì, ok. Le piante alloctone puoi fare, anzi magari se le distruggi. Le altre non hanno vincoli perché non sono descritte, no? Dunque non sono piante per noi a rischio perché vengono raccolte forse da chi le conosce. Ok. Sì, quindi Per poi... esempio questa io che la conosco,
Puoi raccoglierne un quintale? No, ma raccolgo una sola perché non mi interessa. Ah, ok. Mi interessa una in luglio-agosto, quando la pianta ha già fatto cioè i frutti. La pianta fa questo fitone gigante, vieni col piccone, la secchi, la macini e la polverizzi Sì? e la usi perché è una pianta che, detto friulanamente, Sì? fa bene dalla boccia al bus d'alcol, cioè dove fai un decotto o un infuso, dove passa lei mette a posto. Cioè depurativa in poche parole. Sì, lei mette a posto un po' tutto, la gola, il stomaco, i reni, il fegato, i reni, insomma tutto l'intestino, dove passa? La cicoria. Questa qua, no, questa questa qua come si chiama? è... Sì, ripetimi il nome di questa. Questo è un cardo. Cardo, Questo è scusami. il Dipsacus laciniatus perché ha le foglie belle lisce. Adesso vediamo qui in giro se troviamo il fratello Sì? e ha le foglie con degli aculei. Ah, Tutti e due la stessa valenza, tutti e due chiamati cardo dell'anaiolo, perché questi cardi che facilmente, eccoli là, qui, andiamo a vedere, dai, che dopo ne parliamo dopo, allora, perché andiamo nella panca e parliamo, bene dai, parliamo dopo, tanto parliamo dopo delle cose, non adesso raccogliamo. ma senti, ma quindi io posso venire a raccogliere erbe, venire nel vostro centro e farle analizzare, farle vedere, insomma? Vedere, sì, Ah, sì? sì, poi ce ne sì. Andiamo su anche allora qualcuno di più secchi, che ti ho detto che sono là. Qua hai detto che sono. Ah, proprio quelli lì? State attenti perché se metti i semi nell'orto, in pochi anni tu mangi un pleton e tu non ti mangi più. Ma vedo che quella tra romici, no? Tipo la lingua di vace, no? L'altra era la romice buona, questa. Sì, buona, che cacco, anche giovine. Ma questa è una romice, per nome scientifico lo sa Valentino. Qua invece una malva. La malva. Una malva, una pianta La malva quella per fare anche il tè. abbastanza interessante, sì. Sì. Ma senti che ti chiedo una cosa, ma visto tutte queste erbe che si possono raccogliere, si possono quasi tutte essiccare ad esempio per fare una tisana? Sì, come no, come no. Io per esempio me le raccolgo, mi faccio, poi la moglie mi fa lei le tisane, gli infusi il mattino, io da un bel pezzo non prendo più latte, caffè latte, quelle robe lì, mi prendo al mattino l'infuso di erbe, anche perché me l'hanno detto che mi serviva perché dovevo non mangiare formaggi, latte, Le cose più buone, insomma. polenta. Come anche la polenta ti hanno Il vietato? pollo di allevamento. Quello, diciamo che... E ti dirò che sto molto meglio, sto benissimo, sono dimagrito 9 kg, 10. Ma ad esempio tua moglie queste Io non è tisane che qua non cosa mangio, ci mette dentro? Io mangio, non è che non mangio. Sì, ma queste tisane qua tua moglie cosa ci mette dentro? Le erbe che raccolgo un po' di tutto. Poi raccolgo in pianura. Una ricetta specifica non c'è. No, un po' di tutto, insomma, tutte le erbe aromatiche che si conoscono, no? Specialmente aromatiche. Essiccate? Ma va bene anche il tarasacco, anche se non è aromatico, no? Sì. Che lì io le essico, mai in pieno sole, si essiccano sempre un po' di ombra, o quelli essiccatoi a bassa temperatura, perché sennò distruggi le proprietà e diventano tutte color mattone, color grigio, no? Ah, ok. Adesso andiamo a vedere in che libreria là, no? Sull'Argine. No, quello che vediamo. Guarda qua quanto cetriolo qua. Sì. E anche le notere sono belle, guarda che bella questa. Sì. Al contrario di quelle piccoline che ho io a casa, va bene che non cambia niente, dai una vale quell'altra. Dopo io metto a casa, metto a posto, le curo, le metto, le chiudo in un nylon, e così non si seccano perché per venerdì se no asciugano, vanno un pochettino, così, no? Si chiude e rimangono lì. Cos'è sto qua? Questo qua mi segnale. Questo qua è un assenzio. È un assenzio terribile. Ma l'absenza si trova qua in Friuli? Spontanea, altre varietà, non l'assenza.
l'assenzio classico, Eh. quello che tutti conosciamo come assenzio, Sì. lo si trova qualcosa verso il Carso. Ah, ok. Ecco, verso il Carso, se no qua è coltivato. Senza comunque devi tenere conto che l'assenzio comunque vada una pianta pericolosa, perché non è che si fa un gran uso, era chiamata la pianta dei poeti maledetti, perché l'uso che veniva fatto una volta in Francia o anche in Italia Sì. dalle persone illustri, da poeti, scrittori, cioè da chi aveva un intellettuale ma che aveva anche un centesimo di poter comprare le cose, no? Sì. E quello si comprava i liquori fatti con l'assenzio. L'assenzio è una sostanza chiamata tuione molto pericolosa e con assunzione continua porta alla pazzia, difatti è chiamata pianta di poeti maledetti. Se noi mettiamo l'assenzio nel vino bianco non succede niente, perché a 13 gradi, 14 che è il vino, vengono estratte solo gli aromi, Ah, ok. non più Più si alza la gradazione e Sì, più sì, viene sì, sì. estratto anche le cose impure Sì, che non si sì. potrebbero... C'ho qua, dove venire Piopparelli, no? Guarda che condizioni è. Sì, qua sicuramente Ancora non proprio totalmente morto, dunque, o è morto? No, non è sì. ancora No, non è morto, no? Dunque dovrebbe parlare Piopparelli sta pianta qua, Sì, questo qua sì. come regola, come pure questa. No, sì, questi alberi qua si prestano, sì. Questi alberi si prestano. Poi ne facciano o non ne facciano, non si sa. È a qualche Però anno. se non Piopparelli, È a qualche anno sta qua. sì, no? Magari fanno qualcos'altro. Piedini. Oh, che belle bacche. Sicuramente non saranno commestibili. Erika, Edera Elix, tossica. Le bacche venivano messe a mollo, triturate, messe nel calderon, dove venivano messi i vestiti per la tintura nuova, per rinvigorire i colori. Addirittura. Sì, perché una volta non è che si comprava ogni 3 giorni. No, una volta Adesso no. si compra non ogni 3 giorni, 3 volte al giorno. No, dai, Una volta mai. Allora andava tutto quanto messo nel calderon e io mi ricordo la nonna che aveva un'altra vecchia, il caglier della polenta, no? Proprio l'affare della polenta di Ghisa, e lei rompeva le bacche lì, lasciava macerare, Sì. filtrava l'acqua con una rete, con un colino, con una garza, con una tela, no? E tingeva i capelli. Addirittura? I Dunque, capelli? I capelli, che dava un bel colore nero, Ah, con l'edera, cose oggi non più fattibili da nessuno, no? Eccoci qua, una delle primissime piante che fioriscono, almeno nel nostro Friuli, sono dei bei fiorellini tra l'altro, no? Questo è il Cornus mas o corniolo, che fa le bacche rosse che sembrano delle olive, vengono raccolte per mettere nella grappa o per fare marmellate. È una bacca che si raccoglie con l'ombrello, il che vuol dire girare l'ombrello, no? Contrario, che fa da coppa, si va sotto la pianta, si scrolla leggermente, perché siccome le bacche sono delicatissime, cadono giù a frotte, se si scuote forte cadono giù le bacche che non sono ancora mature e dunque il prodotto che uscirà sarà una vera da buttare via tutto, ecco. Basta una piccola scossa, cadono solo quelle, domani torniamo per le altre, no? Solo quelle mature le mettiamo in parte, se ce n'è poche, torniamo dopo 2 giorni, sempre una piccola scossa. Quelle sono buone da mangiare anche crude, altrimenti sono immangiabili. Corniolo, Cornus mas. però. Edera Elix, tossica, le bacche d'inverno, le bacche sono fatte d'inverno, la pianta adesso è già un caso trovarne qualcuna perché sono già mangiate ormai dagli uccelli. E sì, qualcosa, visto che qualche anno sulla gobba c'è, mi ricorda che le bacche venivano raccolte, frantumate, messe in un secchione, no? un untino con l'acqua, e poi si dava questa ringiovanita
ai cappotti, alle maglie per ritornare a dare il colore nero, perché si consumavano, no? Col tempo. Oggi si compra di tutto di più, ma una volta prima di comprare ne passava di acqua sotto i ponti e così si usavano le bacche dell'edera. E mia nonna le bacche le triturava, le macerava nella vecchia pentola dove si faceva la polenta di ghisa, no? Di una volta, quelle che magari si era rotto il manico, venivano usate per fini secondi, no? E faceva questa macerazione, filtrava tutto e lo usava per tingersi i capelli. Una pianta si fa Beh, le tantissime primule, cose. le primule non si chiamano primule per niente, perché sono le primule. Questa è la primula officinalis, primula comune chiamata, no? Si può mangiare tutto, perché la primula è commestibile, foglioline giovani, belle verde chiaro, i fiorellini si usano anche per decorazioni, in pasticceria, anche nelle ristorazioni, in un piatto, va benissimo, perché tanto è la pianta edule, no? Si può mangiare tutto. Come si può mangiare tutto anche della margheritina, La margherita. no? Che si chiama bellis perennis. Ecco, anche la margaritina si può mangiare tutto. Questa qua è un po' malmessa, no? Ma quando è bella giovane, con le fioline belle fresche e i fiorellini bello giovane, tanto spunta al primo raggio di sole, la margherita spunta, non ha grandi problemi. Tutte commestibili e vanno benissimo nell'insalatina mista. Adesso che andiamo verso Pasqua, che abbiamo il radicchietto, l'insalatina, comincia a uscire lo sclopete, cominciano a uscire l'uppolo e tante altre verdurette, il tarassaco da giovane che non è amaro, cioè questa terrina con un po' di tutto misto, con l'acetosa che abbiamo visto, no? Viene fuori una cosa di colore vivaci, ma anche buona di come mangiare, molto, molto buona. Beh, le note le abbiamo viste, già viste, sì, le note sì. Ecco, questo è in italiano un cardo, questo è il Dipsacus laciniatus, ce n'è due varietà, perché il Dipsacus fullonum nelle foglie ha come delle protuberanze con un spino, cioè come dei piccoli brufoletti, come delle microscopiche piramidi con uno spino in punta, no? Pungente, molto pungenti. È una bella radice. La pianta non si mangia, come discorso commestibilità, non si mangia, si usa la radice per fare decotti o infusi nei mesi caldi, cresce vicino ai fiumi, nei gretti di torrenti dove l'acqua c'è e non c'è, no? O boschetti sempre vicino ai fiumi. La si trova raramente allo stato spontaneo, così lontano dai fiumi, o altrimenti se si raccoglie il cardo che ha migliaia di semi e ti cadono nell'orto, sono seri problemi, perché ti invade tutto l'orto. Bisogna eliminare, lasciare una pianta quando fa i frutti, tagliare via i frutti per non aver semi. La pianta è bellissima da vedere, ma purtroppo come rimanenza questo è un Geranium mollis, e al contrario dei geranei, no? Geranei che ci sono in tutte le case, no? Le nostre donne, le nostre mogli, questi geranei che in realtà non sono geranei. Questo geranio, proprio geranio, le altre sono altre piante chiamati così, erroneamente geranei. Pianta molto profumata, ci sono delle varietà che vengono usate, adesso coltivate addirittura, con odori particolari, come succede nella salvia, per esempio, no? Oggi abbiamo la salvia ananas, la salvia limone, la salvia liquiricea, cioè vengono lavorate e manipolate dall'essere umano, e tu mangi questa pianta che ha altri odori. Sinceramente non è che mi attira tanto. Poi sono piante poi anche non nostre, che vengono dai paesi, dal Sudafrica, non so, una pianta anche discretamente bella, anche volendo mangiarla, ma che sa di fungo, no? Cioè mi interessa un po' una pianta che sa di fungo, preferisco il fungo, ecco. Sì, infatti. Non la pianta che sa di fungo, no? E qua abbiamo la malva, anche questa qua, la Malva silvestris, spontanea, pianta che negli anni ha dato molto. Si usavano le foglie da sempre nell'insalatina, le foglie più avanti si essiccavano
Ecco, abbiamo con camera, si cavano. Un ospite? Sì. Va bene, va bene. Si cavano e si facevano degli infusi, delle tisane, perché è una pianta che fa dormire bene la notte, dunque è una pianta molto interessante. Fa di bei fiorellini, color viola chiaro, e il fiore dopo il suo appassimento rilascia un bottone come un pisello schiacciato, e quelli noi li mangiavamo, noi da bambini, non dicevamo mangiali che sono buoni, e in effetti sono veramente buoni. Li vedremo più avanti quando si creeranno, no? Per il momento abbiamo una pianticella molto giovane. Ecco un'altra pianta che ha dato molto, l'Achillea millefoglie. Si mangia da giovane. Io quando si va a camminare, che magari c'è qualche bambino, prendo una fogliolina, no? La tengo in mano, si notano queste microscopiche foglioline laterali, allora continuo a parlare, dico sì, l'Achillea millefoglie, no? E dico più volte millefoglie, poi tolgo via una fogliolina, la butto per terra, no? E adesso allora com'è questa pianta, come si chiama? E c'è sempre qualche bambino veloce che dice Achillea 999 foglie, perché ne ho tirata via una, no? Diciamo che si mangia anche da giovane, ma l'uso più frequente nei tempi passati, quando fa il cespo floreale, è un'ombrellifera, questo fiore alto, questo miriade di fiorini attaccati, sia a varietà bianca che a varietà lilla, e cioè chi si ricorda, chi ha qualche anno, una volta nel mese di maggio, quando cominciava il caldo, il vino che veniva fatto nella maniera come si poteva, perché oggi abbiamo la tecnologia che ci aiuta, le cantine pulite, igiene, eccetera, eccetera, ma una volta il vino era messo lì, nella vecchiottino dove magari tenevano le scarpe vecchie tutto l'anno, no? E dunque il mese di maggio, con il caldo, il vino andava in aceto. Questi cespi floreali li mettevano nella botte, non so, tanto per capirci, una damigiana da 50 litri, mettevano 10 cespi floreali, li lasciavano lì nei 2 giorni, e per questo odore intenso mascherava l'odore di aceto, non è che toglieva l'aceto. Okay. Dunque il vino lo si poteva bere ancora per ancora qualche mese, no? Questa invece è una pianta che noi proprio qua in Friuli non l'abbiamo, ma non la mangiamo. Però è commestibile. Questa qua è commestibile, questo detto volgarmente è il lampascione, è il Muscari comosum o la Leopoldia comosa. Ha questa buccia colore roseo. Sembra un po' una cipolla. Sì, adesso non si mangia, per televisione ogni tanto anche i mega tecnici dicono è un cipollotto, se per cipollotto intendono una cosa sferica come una palla mi va bene, ma se intendono cipollotto per intendere una cipolla sbagliano completamente, perché non è così che si trasmette. E al contrario di quelle che abbiamo visto prima dall'ornitogalo, la pianta inizialmente si sviluppa come fosse una cresta, perché lei come nasce ha le foglie tutte quante messe, no? Come proprio un ventaglio, poi la pianta si allarga e le foglie diventano a rosetta come il sole, naturale, no? Più foglie ne fa e più si allargano, ma inizialmente guardandola prima di andare a toglierla per capire se quella è giusta, perché rischiamo di toglierla quella che non ci serve, basta guardarla dall'alto e capiamo subito che è lei. E anche per il momento siamo felici e contenti, abbiamo detto qualcosa, no? Tante nozioni anche oggi, veramente, sì. Anche perché ridi e scherzo, abbiamo parlato veramente di 20 erbe, penso 20 erbe spontanee. Penso di sì. Consideriamo che siamo solo all'inizio. Sì, dunque perché ancora tutto da uscire, no? Sì, appunto. Sì. Perché ci sono tante altre specie che sicuramente vero. Usciranno fra un po'. Ah, vero. Sicuramente le più conosciute, no? Per i comuni mortali come me. Ah, beh, Dio. Sto qua sarò costretto a buttarlo perché ho già notato, vedi? Ah, che perde i petali. Sto qua per venerdì purtroppo. Lo lascio qua di bellezza, dai, c'è qualcuno che gli interesserà. Sì, magari sicuramente lo annusano. Sì, perché per venerdì non ho niente. Annusarlo da vicino con lì ti rimane tutto il giallo sulla punta del naso. Va bene, dai. Tanto grazie, ci vediamo alla prossima. Sì. Saluto a tutti quanti, ci rivediamo.